un'operazione coloniale che direi criminale contro la salute delle popolazioni e del nostro ambiente e ovviamente fortemente lesivo della nostra sovranità. Io inviterei veramente chi parla con una superficialità estrema di indipendenza in quest'Aula. Onorevole Zunchedu, probabilmente il microfono non funziona. Se si può attivare quello dell'onorevole Cucusi. Grazie. Grazie. Dicevo che nel rispetto del vocabolario italiano dico che ci troviamo di fronte a una operazione coloniale criminale contro la salute delle popolazioni e del nostro ambiente, oltre che fortemente lesivo della nostra sovranità. E io inviterei veramente chi con estrema facilità qua dentro parla di indipendenza come se fosse un prodotto di consumo di non farlo, Direi di fare tutto il possibile, di fare tutte le pressioni possibili perché si recuperi un minimo di dignità. Chiediamo il rispetto per la nostra sovranità, cosa che viene violata costantemente. Oggi l'operazione Radar in Sardegna è il frutto di una compravendita fra il Ministero della Difesa italiana e il Comando della Guardia di Finanza con l'industria israeliana. È stato detto e ripetuto. Quindi l'industria israeliana che produce questi sofisticati Agoravox Italia. È stato detto tanto stasera sulle onde, sui campi elettromagnetici che si producono e non ci dilunghiamo sull'aspetto della salute. Sicuramente un'operazione finanziaria allettante grazie alle risorse del Fondo europeo per le frontiere esterne, per contrastare i flussi migratori. Un'operazione finanziaria direi cinica anche perché agevolata dalla drammaticità delle ribellioni che ci sono state in vari paesi del Maghreb e quindi hanno avuto anche la fortuna dalla loro parte che gli ha costruito un alibi seppure fragile. I lavori per l'installazione e la manutenzione dei radar sono stati appaltati, questo l'ha detto anche il collega Benamara, all'Alma Viva SpA, con la motivazione che solo questa società vantava i requisiti richiesti. Tutto ciò smentito dal fatto poi che cede in subappalto i lavori ad altre società. Tra le note stonanti è che per poter accedere alle risorse del Fondo europeo deve essere certificata l'informazione delle popolazioni, quindi deve essere una scelta assolutamente condivisa dalle popolazioni residenti. Una norma sicuramente violata visto il grande dissenso popolare manifestato con i presidi dei territori interessati ancora in corso. Le complicità della Regione Sardegna, espressa dalla delibera 3622 del 4 novembre dello scorso anno, con la quale la Regione concede in comodato alla Guardia di Finanza su semaforo. Incomincia un po' così la faccenda. L'ex stazione radio di Sant'Antioco a Caposperone, quindi in una zona assolutamente che ricade nel parco di Carbonia Isole Sulcitana, zona rigorosamente protetta. Quindi una concessione che sorprende per la tempestività di questa istituzione sarda, quindi una tempestività insolita, visto che i tempi normalmente anche per l'applicazione delle leggi a favore della nostra gente tarda ad avvenire, però stavolta veramente la velocità sorprende. È una velocità che può essere giustificata solo ed esclusivamente da forti ragioni militari, visto che la torre del radar avrà un impatto devastante sull'ambiente e anche sulla stessa bellezza dei luoghi. Ma a proposito delle incompatibilità, l'ambito costiero interessato, inoltre vincolato dal punto di vista paesaggistico, così come i fabbricati presenti che hanno superato i 50 anni di età assumono, come ben sappiamo, valore storico, culturale e architettonico, per cui anche questo diciamo che è una criticità di questo progetto. Ma l'opera riveste interesse per la sicurezza dello Stato, per cui la Regione rilascia nulla osta le autorizzazioni paesaggistico-ambientali, storico-culturali e che più ne hanno e metta. Comunque parlare di sicurezza dello Stato e di radar antimigranti insospettisce la dimensione dell'operazione di controllo che consentirebbe la trasmissione di avvistamenti anche di piccole imbarcazioni a 50 chilometri dalla costa e la trasmissione dei dati al centro di comando della Guardia di Finanza, così
Questo gli consentirebbe di avviare il respingimento della povera gente con efficaci operazioni militari via terra e via mare e via aerea. A me sembra una follia. Quindi tutto questo non può essere credibile. Tutti sappiamo oggi che con i sistemi satellitali, volendo, se fossimo davvero più curiosi, sapremmo con esattezza dove è il nostro Presidente. E non è necessario sistemare un radar per cercare il Presidente Cappellacci, e con i sistemi satellitali, volendo, lo sapremo con esattezza. Per cui figuriamoci qui installare il radar alla caccia dei magrebini. Vorremmo fra l'altro sapere che senso hanno i radar nel nord Sardegna, il Maghreb al sud della Sardegna. Con tutta probabilità abbiamo preoccupazioni che a noi sfuggono, e cioè potenziali invasioni spagnole, saranno i francesi, non si sa. Quindi io direi che veramente è una farsa, è veramente incredibile che oggi si discuta di un'operazione per la quale la Regione Sardegna oggi è chiamata in causa ed è chiamata ad assunzione di responsabilità. Fra l'altro chi controlla il rischio per la salute dei sardi? Nessuno. Infatti non risulta che la stessa ARPA sia in possesso di documentazione inerente verifiche sulla valutazione dell'impatto elettromagnetico, che va rigorosamente effettuato secondo legge. E se ci sono dei sospetti, qualcuno ha parlato del principio della precauzione, che è assolutamente valido anche per l'installazione dei radar. Quindi, nel rispetto di quanto contemplato proprio dalla legge italiana in materia di inquinamento ambientale e di tutela degli ecosistemi, è compito istituzionale vigilare e scongiurare ogni ulteriore rischio in Sardegna per il nostro ecosistema e le popolazioni. Vorrei anche ricordare che i sindaci sono penalmente responsabili della salute delle proprie popolazioni e dell'ambiente. In definitiva, noi sardi ci troviamo di fronte all'ennesimo affare sporco di Stato, al potenziamento della militarizzazione del territorio e l'ennesima imposizione per tenere la Sardegna al centro della strategia della guerra all'infinito. Noi vorremmo chiedere alla Regione Sardegna che si impegnasse un attimino per farci uscire da questa situazione strategica. Noi vorremmo che la Sardegna fosse davvero un'isola di pace, un ponte di pace fra l'Africa e l'Europa. Questo è il senso naturale che deve avere la nostra isola. I comitati popolari contro l'installazione dei radar chiedono al Presidente della Giunta, nonché ai Presidenti delle province e di vari sindaci nei territori interessati, che assuma le preoccupazioni della popolazione per i rischi alla salute causati dai radar a microonde, che difenda i territori dal danno ambientale e paesaggistico permanente prodotto dalle installazioni di fatto militari, che affermi i principi della sovranità popolare, opponendosi a decisioni prese senza sottoporle o almeno consultare la popolazione o gli organi democratici rappresentativi a nessun livello, né locale né regionale. Che revochi la delibera di giunta, la numero 36 del 4 novembre, con la quale si concede incomodato d'uso alla Guardia di Finanza il sito su semaforo e così via. I comitati popolari si attendono pertanto che il Presidente, in accordo con i sindaci e i Presidenti delle province, si impegni concretamente e urgentemente per ottenere dalla Guardia di Finanza e dall'impresa, anche alla luce delle vicende giudiziarie che interessano il radar del poligono di Quirra, la revoca dei progetti o, in subordine, la sospensione immediata dei lavori, bloccati solo grazie al sacrificio dei presidi popolari. Investire del problema gli uffici tecnici e legali per attivare le procedure amministrative e legali di tutela del territorio e delle popolazioni. I comitati popolari, infine, ribadiscono la convinzione che questa lotta contro il radar, ma anche contro i progetti di militarizzazione dei nostri territori e contro la continua espansione delle servitù militari in Sardegna si può e si deve vincere uniti, a maggior ragione dopo i blocchi imposti dal Ministero dell'Ambiente in Sicilia, dal TAR in Puglia e apprendiamo ora anche dal TAR Sardegna. Al fine di ottenere un risultato positivo, proseguiranno l'occupazione dei siti e le iniziative di sensibilizzazione,
Proseguirà la preoccupazione delle carte da inviare alla magistratura per valutare le evidenti irregolarità ed eventuali reati. Inizierà un'azione di informazione e mobilitazione a livello italiano e europeo. I comitati popolari, per le ragioni stesse che li animano, non si renderanno mai disponibili a nessun accordo che preveda lo spostamento dei radar in qualunque altra parte della Sardegna. Non sono d'accordo ovviamente che nessun radar venga installato nella penisola di Teulada, che purtroppo è considerata non più bonificabile, per cui adesso si propone anche l'insulto